Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Università di Messina, chiusa la seconda indagine che riguarda diversi appalti. Ci sono 8 indagati, tra cui l'ex rettore Cuzzocrea. Ancora aperta invece l'inchiesta sui rimborsi che travolse i vertici dell'Ateneo. In onore del commendatore Luigi Maina, presentata la 15ª Candelora di Sant'Agata, il presidente del comitato, e l'ultima nel suo ricordo ha dedicato la sua vita alla festa. Da domani la maratona di dirette su Antenna Sicilia e Telecolor. Assalto armato ad un'impresa edile di Palermo, banda immobilizza la guardia giurata e ruba materiale dal cantiere. Il titolare di Bella: 41 anni fa la nostra scelta è di legalità, adesso ci devono aiutare. Rimprovera un gruppo di ragazzi e quelli per tutta risposta lo picchiano. I 5 scorrazzavano con l'auto dentro la villa di Agrigento. 17 anni fa la morte dell'ispettore Filippo Raciti, ucciso durante gli scontri nel derby Catania-Palermo. Proposta una giornata nazionale contro la violenza negli stadi. Anche a Ragusa, agricoltori e allevatori in presidio con i trattori. Lavoriamo per fare debiti, lamentano. Dal viaggio della speranza sul barcone ai campi di calcio, la storia del livoriano Chaka Traoré, ultimo acquisto del Palermo. Dunque parliamo dell'Università di Messina. Si è infatti chiusa la seconda indagine che riguarda diversi appalti. Ci sono 8 indagati, tra cui l'ex rettore Cuzzocrea. Ancora aperta invece la prima inchiesta, quella sui rimborsi che aveva travolto i vertici dell'Ateneo. Francesco Triolo. Ci sono 8 persone indagate nella seconda inchiesta avviata dalla Procura di Messina sull'università e sulla gestione dell'ex rettore Salvatore Cuzzocrea. Le indagini partirono dai rilievi mossi dall'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla gestione degli appalti, delle forniture e dei servizi. Il procuratore vicario Rosa Raffa e la sostituta Francesca Bonanzinga hanno firmato l'atto di conclusione delle indagini preliminari e la Procura ipotizza per gli 8 indagati i reati di turbativa d'asta e falso del pubblico ufficiale in concorso. Oltre all'ex rettore di Messina Cuzzocrea e al direttore generale dell'Ateneo Francesco Bonanno sono coinvolti gli imprenditori Daniele Zenna, Raffaele Olivo, Giuseppe Cianciolo, Santo Franco, Michelangelo Geraci e Rosaria Ricciardello. Il contenuto dell'inchiesta è molto preciso. I rilievi che fece l'ANAC, l'autorità anticorruzione, parlavano di inadempienze e irregolarità negli appalti banditi dall'Università di Messina. Gli appalti contestati all'istruttoria dell'ANAC riguardano i lavori di efficientamento energetico dell'Ateneo per un importo di 10 milioni di euro, quelli di restauro del patrimonio immobiliare universitario per 7 milioni e 800 mila euro, i lavori per la riconversione in residenze universitarie di 2 plessi con affidamenti da 9 milioni e 360 mila euro e 8 milioni e 400 mila euro. Ancora aperta invece la prima inchiesta che ha travolto l'Ateneo, quella sul caso rimborsi. A Catania il popolo di Agata si prepara alla grande festa. In mattinata la benedizione e l'uscita ufficiale della Candelora, la 15ª, dedicata a Luigi Maina, per anni gran cerimoniere di queste celebrazioni. Tonino De Mana. 540 kg di peso, oltre 5 metri d'altezza, in stile neoclassico con in alto la boccia, tanto cara al compianto commendatore Luigi Maina, a cui è proprio dedicata la 15ª Candelora della festa di Sant'Agata. Immancabile il passaggio in cattedrale, dove sono tante le scolaresche in visita che si protrae anche a Casa Vara, dove il fercolo, già tirato a lucido, viene osservato nei minimi particolari. La legalità, così come le regole, servono allo stare bene insieme. Quindi la parola d'ordine, io direi soprattutto, è insieme nel nome di Agata. E dopo la benedizione di padre Antonio De Maria, la Candelora dedicata a Maina muove i primi passi. Abbiamo deciso tutti insieme di intitolarla al caro commendatore Maina, che tanto ha fatto per la festa di Sant'Agata, sempre vicino ai cittadini, sempre vicino alle candelore, e noi siamo contenti di tenerlo vivo nel suo nome all'interno della festa che lui tanto amava. Innanzitutto è l'ultima, non entreranno altre candelore. Il commendatore Luigi Maina ha dato tantissimo alla festa ed era giusto dare il tributo a lui.
e sta per iniziare la lunga maratona televisiva che vedrà impegnati Antenna Sicilia e Telecolor e in streaming la Sicilia Web. Domani a partire dalle 10 è prevista la diretta per la processione per l'offerta della cera e l'uscita della carrozza del Senato. In serata dalle 19 alle 23 fuochi e spettacolo musicale in Piazza Duomo. Il 4 a partire dalle 5 del mattino con la messa dell'Aurora seguiremo in diretta il giro esterno di Sant'Agata. Il giorno successivo toccherà il giro interno del Fercolo con l'imperdibile processione in via Etnea, mentre il 6 vi faremo vivere la salita di San Giuliano, le suggestioni del canto delle monache benedettine ed il rientro in cattedrale. E siamo adesso alla cronaca. A Palermo c'è stato un assalto nella notte ad un cantiere, il sorvegliante è stato legato e imbavigliato, sono stati rubati mezzi e attrezzature. Il titolare ai nostri microfoni dice da 41 anni la nostra scelta di legalità. Scene da film, un assalto nella notte nella ditta immobilizzando un agente di sorveglianza. È successo nel cantiere palermitano della ditta di Bella Costruzioni, azienda di Catania che sta eseguendo lavori a Palermo. I rapinatori hanno immobilizzato un agente di sorveglianza, imbavagliato, legato e sottratto la pistola in via Tommaso Natale, rubando mezzi, attrezzature, cavi, telecamere e impianto di videosorveglianza. Un piano organizzato alla perfezione per non dar modo agli investigatori di poterli identificare. Non è escluso che la banda avesse dei complici che attendevano fuori e che fungevano da palo. Quest'anno abbiamo subito diversi furti in campo mentre eseguivamo le opere, furti di cavi appena posati ed eseguiti, con grave danno sia per l'impresa esecutrice sia per il comune. Stiamo vivendo una situazione che pervade negativamente il nostro animo. Chiediamo un forte aiuto alle istituzioni. Abbiamo già chiesto con la nostra partner un tavolo tecnico in prefettura e col Comune di Palermo per trovare una soluzione all'evolversi negativo di questi eventi. La scelta di legalità fatta già da 41 anni è monito di soddisfazione e vogliamo che questa cosa venga difesa. Adesso la ditta dovrà interrompere le attività lavorative, la banda ha infatti portato via tutto il cavo necessario ai cantieri e ai mezzi. La Di Bella stava effettuando i lavori di 2 lotti per l'efficientamento energetico della illuminazione pubblica di Palermo, lavori che erano già in fase di ultimazione, importo oltre 10 milioni di euro. La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 14 anni e 4 mesi di carcere per Giovanni Luppino, l'autista di Matteo Messina Denaro, arrestato insieme al boss il 16 gennaio dell'anno scorso. Durante le indagini è emerso che l'uomo chiedeva anche il pizzo per conto del capomafia. Ai magistrati Luppino ha raccontato invece che accompagnava il boss alle terapie per ragioni umanitarie. L'avrebbe fatto 50 volte in 2 anni. Un uomo è stato aggredito e malmenato ieri sera da 5 ragazzini alla villa comunale di Agrigento. La sua colpa, quella di avere rimproverato il branco. Davide Sardo. Calci e pugni per aver rimproverato un gruppo di ragazzini che a bordo di un'auto scorazzavano all'interno di Villa Bonfiglio, nel cuore di Agrigento. Se l'è vista brutta ieri sera un 59enne agrigentino soccorso poi in ospedale con traumi sparsi. Il branco, composto da 3 ragazzi e 2 ragazze, è fuggito dopo l'aggressione lasciando l'uomo esamine per terra. Ad allertare le forze dell'ordine è stato lo stesso 59enne. L'uomo stava passeggiando a Villa Bonfiglio quando ha notato un'auto con a bordo 5 giovani scorazzare all'interno del parco. Così li ha ripresi e per tutta risposta è stato aggredito e malmenato. 3 ragazzi e 2 ragazze sono scesi dall'auto e lo hanno preso a calci e pugni prima di fuggire. Al via le indagini di polizia e carabinieri. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso tutto. È da sottolineare l'estrema negatività della reazione dei giovani, ormai tipica e ricorrente nell'epoca social, ovvero la violenza e la spudoratezza. Un altro episodio che invita a riflettere su di una generazione emergente con molte eccezioni di connotazioni negative. Da Agrigento a Palermo si moltiplicano i fenomeni di devianza giovanile contro cui ha tuonato più volte l'arcivescovo di Palermo Lorefice. Sentiamolo. Eccellenza, cosa sta succedendo a Palermo? Come mai si è sentito più volte il dovere di intervenire anche pubblicamente e anche spesso duramente? Succede quello che oggi purtroppo accade spesso nelle nostre città. Se i giovani oggi pensano di vivere il fine settimana nel segno del branco, è chiaro che c'è un disagio che
immediatamente educativo, ma dietro c'è il disagio del nostro Sud. E il sentimento sulle istituzioni è quello di essere assenti. È chiaro che tutto questo dà spazio anche a tutti questi fenomeni di violenza, fenomeni di manovalanza, fenomeni anche che incentivano le forme parallele dello Stato. Penso a che cosa non significa oggi l'affare della droga. Oggi ci sono invece poteri forti che, illudendo i più fragili, vogliono creare dipendenza. Il riferimento immediato è a chi vuole sfruttare il disagio sociale, ed eventualmente vorrei anche rimandare alla responsabilità che hanno i nostri amministratori e i nostri politici. Bisogna stare al cuore, al centro, dentro i meandri della vita concreta della gente. Hanno chiesto di patteggiare la pena l'ex preside Daniela Loverde, la direttrice scolastica della scuola Falcone allo Zena a Palermo, nota in un primo tempo per il suo impegno antimafia, finita poi ai domiciliari per peculato e corruzione, e il suo vice Daniele Agosto. I due si sarebbero impossessato dei beni della mensa scolastica e di altri doni acquistati con fondi europei. Ero come in un vortice, intossicata, ha spiegato la donna, non c'è una giustificazione per quello che ho fatto. Ricordo e commozione a 17 anni dalla morte di Filippo Raciti durante il derby Catania-Palermo del 2 febbraio del 2007. C'è la proposta di una giornata nazionale contro la violenza negli stadi, intitolata proprio all'ispettore di polizia. Marco Carli. Il piazzale davanti allo stadio Massimino, 17 anni dopo, clima sereno e di commozione in una giornata assolata di febbraio. Ma tutto torna comunque alla memoria. Le scene di terrore di quel 2 febbraio del 2007, il sacrificio dell'ispettore di polizia Filippo Raciti, morto in seguito ai disordini scoppiati durante un derby funesto fra Catania e Palermo, ricordato con grande partecipazione come sempre, perché il sacrificio non sia mai vano. Oggi, il 2 febbraio, lo ricordiamo insieme alle istituzioni di Catania, ai colleghi e alle persone per bene che sanno quanto è importante il valore del ricordo, educare attraverso la memoria. Da allora molto è stato fatto, ma tanto ancora si deve fare, come dimostrano i tanti episodi che si verificano ancora oggi durante, prima e dopo le partite di calcio di qualsiasi serie, professionistica e non. E poco prima dell'anniversario della morte del collega, il sindacato autonomo di polizia ha chiesto di istituire una giornata contro la violenza negli stadi, proprio in memoria di Filippo Raciti. È un'iniziativa che viene portata avanti, chiaramente deve essere poi sottoposta all'attenzione di quelli che sono gli organismi competenti per la individuazione e la previsione di una giornata. Se ciò fosse possibile, attraverso il suo sacrificio sarebbe ancora vivo tra noi, continuando a educare contro la violenza negli stadi e oltre, rispetto per la vita e rispetto per le regole. Sarebbe una cosa bella e giusta, essenzialmente giusta. Continua la protesta dei trattori, oggi presidi anche in provincia di Ragusa, capitale del latte siciliano. Veronica Barbarino. Al motto di Presidente, batti un colpo se ci sei, anche gli agricoltori dell'intera provincia di Ragusa questa mattina si sono mossi in corteo sui loro trattori e hanno invaso il centro storico, condividendo le motivazioni che spingono i trattori in tutta Europa: assenza di aiuti, siccità, caro gasolio e i rincari che continuano a interessare l'agricoltura. Io l'anno scorso ho comprato la semente, ho comprato 80 centesimi e ora abbiamo venduto il fondente a 100 centesimi e non funziona. Di questa crisi risente anche lo sviluppo della zootecnia eblea e della filiera lattiero-casearia, locale, eccellenza siciliana. Non si può produrre, mettiamo latte a 42 adesso 42 centesimi e poi per produrlo ci vogliono 60 centesimi di spesa, così si va in debito. Non si fanno solo debito, lavoriamo per fare debito, non lavoriamo per fare guadagno. Ai piccoli e medi imprenditori arriva anche la solidarietà del vescovo Monsignor Giuseppe Laplaca, che sottolinea come gli agricoltori sono i primi artefici della cura del creato, ma anche le prime vittime della logica del massimo profitto al minimo costo.
Si aggrava l'emergenza idrica a Trapani. Il sindaco Tranchida sta chiedendo di avere più acqua da Siciliacqua, ovviamente comprandola, visto che i lavori di ripristino della condotta dureranno ancora 7 giorni. L'assenza di precipitazioni, guasti alla rete, oltre ai lavori Enel, hanno provocato l'azzeramento dell'acqua in provincia. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, poi vi racconteremo la storia di Traoré, un migrante arrivato coi barconi e finito a indossare la maglia del Palermo. Ed eccoci di nuovo in studio, vi raccontiamo la storia di Chaka Traoré, è uno di quei migranti arrivati nella nostra terra a bordo di un barcone ma finito a indossare la maglia del Palermo. Il viaggio di Chaka Traoré per vestire il rosanero è stato molto più lungo di un Milano-Palermo, una storia difficile, quella del nuovo giocatore di Corini, simile ai tanti giovanissimi ragazzi africani che ogni anno arrivano illegalmente in Europa. Lui, come loro, voleva realizzare il suo sogno e ci è riuscito, dalla periferia di Abiciano in Costa d'Avorio alla Serie A. Ma al suo arrivo l'impatto fu tutt'altro che semplice, con l'affidamento ai servizi sociali, perché il suo arrivo fu spacciato come ricongiungimento familiare. Così non era. Le prime partite quindi giocate sotto falso cognome, Sissè, nei Dilettanti e l'Audace, una società nei pressi di Parma. Nel frattempo l'inchiesta, lui fu considerato parte lesa della vicenda e da lì partì il suo sogno, che ha preso forma quando è arrivato nelle giovanili del Parma, conquistando nel 2021 lo scudetto dei giovanissimi nazionali con i 2002 ragazzi più grandi di lui di 2 anni. L'esordio in Serie A il 10 aprile 2021 contro il Milan, un record. Il giovanissimo rovoriano è il primo calciatore nato nel 2004 a giocare in Serie A. Proprio ai rossoneri approda quell'anno alla primavera, che trascina sino alle semifinali Youth League. In questa stagione fa parte stabilmente della prima squadra rossonera, mette insieme 2 presenze in Serie A, condite da un gol ad Empoli, una in Coppa Italia, anche qui con un gol, e debutta in Champions League nella gara contro il Borussia Dortmund. Adesso l'arriva al Palermo, che su Traoré sta scommettendo. Può essere il nuovo Leao, dicono di lui, e proprio il portoghese è uno dei suoi grandi amici. Buonanotte amici rosanero, tutti allo stadio domani. Ciao! E oggi a Catania si è svolto il trofeo Sant'Agata in onore della patrona di Catania. La gara podistica, che fa parte del ricco programma per le celebrazioni, si è svolta nel centro storico, richiamando una folla di appassionati e curiosi. Emanuela Corsi. Sport, cultura e tradizione nel trofeo Sant'Agata, la gara podistica maschile e femminile che fa parte dell'ampio programma di eventi sportivi in occasione dei festeggiamenti agatini. Lo start alle ore 15 di oggi da via Vittorio Emanuele, 66 gli atleti in gara, 7 giri e 9.800 metri per gli uomini, 5 giri per le donne per un totale di 5.600 metri. A tagliare per primo il traguardo di questa edizione il piemontese Pietro Riva, che ha chiuso con il tempo di 28 minuti e 32 secondi il record del percorso. A Riva è stato consegnato l'ambito trofeo intitolato alla memoria di Marco Mannisi, ideatore del Sant'Agata e mecenate dello sport a Catania. Ho faticato tantissimo perché ho sottovalutato il percorso, nel riscaldamento mi sembrava molto facile ma è in realtà impegnativo, in più i tanti doppiaggi ti fanno allungare, ho fatto sicuramente molto di più di 9.800 metri perché non riuscivo a fare le traiettorie perfette. Sono contento, ma potevo fare anche meglio, secondo me, potevo gestirla meglio e quindi anche fare ancora meno, però va bene. Il podista azzurro ha battuto i 2 africani in gara, il keniano Simon Kibet, classificatosi secondo, e il burundiano Jean-Marie Vianney in Nyomukiza. Nella gara femminile è stata la 30enne keniana Emily Cheroben ad aggiudicarsi il primo posto con il tempo di 19 minuti e 55 secondi. Il trofeo per la prima donna è stato assegnato nel ricordo di Giuseppe Iuppa, presidente della Libertas Catania, società che segnò la storia dell'atletica catanese. Sul podio anche la siracusana Viviana Salonia e la messinese Sebastiana Bono. La manifestazione è stata organizzata dall'Atletica Sicilia e patrocinata dal Comune di Catania, dall'ARS, dal Comitato per la Festa di Sant'Agata, dalla Fidal Sicilia e il CONI Sicilia. Con il mare calmo sono ripresi gli sbarchi di migranti anche nell'isola di Pantelleria. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi sbarchi con oltre 200 migranti arrivati nell'isola, tra loro anche donne e minori. Crisi scongiurata alla regione siciliana, ancora 2 giorni per far placare le ire dei meloniani, che l'altro ieri sera hanno minacciato di ritirare gli assessori dalla giunta Schifani. Maglio Viola.
Tensione nella maggioranza sì, crisi di governo no. Fratelli d'Italia, il partito di maggioranza relativa che non ha preso bene alcune mosse di Schifani, ma che soprattutto degli alleati, non gradendo i franchi tiratori che hanno impallinato la legge salva ineleggibili, non intende però procedere con il ritiro degli assessori dalla Giunta, nonostante sia necessario un chiarimento in maggioranza. Da Roma è arrivato un chiaro segnale, uno stop. L'indicazione è gettare acqua sul fuoco. Una crisi di governo in questo istante sarebbe catastrofica anche in vista delle elezioni europee. Così da Palermo e da Catania i segretari regionali Giampiero Cannella e Salvo Pogliese hanno rigorosamente evitato di intervenire sul caso specifico. Dal partito non è arrivato neanche un comunicato per ribadire l'amarezza per il fuoco amico subito all'Ars, anche se la chat dei meloniani è invasa da messaggi rancorosi contro Lega e DC, indicati come i fautori proprio dell'elemento franchi tiratori. A Schifani viene contestato di aver proceduto invece alla nomina dei manager in assenza degli assessori di Fratelli d'Italia l'altro ieri sera, ma lo stesso Schifani aveva tentato poco prima di ricucire le fila per evitare la bocciatura del salvo inelegibili all'Ars. Inoltre a mezzanotte sarebbe scaduto il termine per i manager e Fratelli d'Italia ha volontariamente disertato quella giunta. Tutti elementi che pongono le condizioni per attenuare lo scontro. Il fine settimana sarà usato per placare gli animi e dalla prossima settimana occorrerà pensare a un vertice di maggioranza per ricucire. Il come farlo e quali teste cadranno è ancora tutto da capire. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare della partita del Messina. A tra poco. Ed eccoci allo sport. Domani pomeriggio il Messina ospita il Franco Scoglio, la Virtus Francavilla in uno scontro diretto per la salvezza. Sergio Colosi. Ci sono partite che rappresentano il crocevia di un'intera stagione e possono lasciare il segno. La sfida di domani pomeriggio al Francoscoglio contro la Virtus Francavilla risponde a questa logica per una serie di motivazioni. Innanzitutto è uno scontro salvezza con le due squadre divise da 5 punti e i giallorossi impegnati a respingere gli assalti dei pugliesi. Per il Messina, che nel turno successivo giocherà ad Avellino, si impone un risultato positivo per proseguire la serie utile di 3 turni e tenere a distanza il Francavilla, che non è da meno perché nelle ultime 2 settimane ha pareggiato a Crotone e battuto il Foggia. Altri temi della gara sono il mercato e le assenze. Mentre la società pugliese ha operato interventi mirati per rinforzare l'organico al pari delle altre squadre in lotta per la salvezza, il Messina, ad eccezione di Rosafio e Civilleri, ha preso soltanto giovani in prestito. 2 di loro potrebbero esordire contro la Virtus Francavilla. Ci sarà in porta all'esordio assoluto Edoardo Piana al posto dello squalificato Fumagalli. L'altro assente, sempre per motivi disciplinari, è Ortisi, uno dei candidati alla sostituzione è Samuele Zona, ma non si escludono altre soluzioni. Al rientro invece il regista Firenze, pronto a riprendersi il comando delle operazioni in mezzo al campo, ma la partita si giocherà anche sui rispettivi attacchi, Artistico e Plescia, chi segna tanto e chi non esulta da metà ottobre. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.